storia di una bambina come tante, con tanti interessi e un grande sogno: diventare campionessa di scherma. Ma un giorno, per rubare il suo sogno, il destino le prese le braccia e le gambe. E fu proprio in quei giorni bui che lei trovò una nuova forza. Forza per affrontare nuove sfide. Per incontrare nuovi amici. Per conquistare di nuovo la vita. Con la punta del suo fumetto. Buonasera ai nostri telespettatori. E questa giovane guerriera che dopo il buio ha trovato la forza non solo per ripartire ma anche per scalare le montagne più difficili è qui con noi questa sera. Grazie quindi a Beatrice Vio, meglio conosciuta come Bebe Vio. È qui con noi assieme ad uno dei pilastri che l'hanno sorretta. Stiamo parlando della mamma Teresa. Buonasera. Buonasera Teresa. L'altra torre, il papà Ruggero, non è qui per problemi di lavoro. Ebbene, Bebe Vio è una ragazza trevigiana di Mogliano Veneto ed è campionessa paraolimpica di scherma. Mi confermi, Bebe? Confermo. Una delle sue più grandi soddisfazioni è stata sicuramente la partecipazione alle Paralimpiadi del 2012 a Londra, il primo grande evento mondiale paraolimpionico. Lei è stata una dei tedofori. Sì, sì. Ebbene, in quell'occasione un gruppo di bambini ha cantato un brano, True Colors, che tra le altre cose era interpretato proprio da delle persone disabili. Stiamo parlando di persone con disabilità motorie, ma anche con problemi di cecità, di udito e anche di voce, vero? Questo è un video che Bebe Vio usa proiettare quando va ad incontrare molti giovani e le molte persone che vogliono ascoltare la sua storia. Ebbene, noi vogliamo cominciare il racconto di oggi di storie di famiglia di Bebe Vio proprio con questo video che noi intendiamo omaggiarti, poi conosceremo nel dettaglio la nostra guerriera. The darkness inside you makes you feel so small.
2012, the greatest Paralympic Games ever. Ecco, a te Bebe Vio, Beatrice Vio, un omaggio che ti facciamo, che abbiamo recuperato, ma è sempre bellissimo, di questo video, di un momento particolare della tua vita. È stato un momento che porterai, immagino, per molto tempo nel cuore. Sono le Paralimpiadi del 2012, tu in quell'occasione ti abbiamo vista proprio nelle immagini, avevi portato la fiaccola per l'accensione. Sono state 2 settimane però la più bella della mia vita, per cui direi che posso ricordarmele. E ho portato la fiaccola a fatalità il giorno dell'apertura dei giochi, per cui sono arrivata, ho portato la mia fiaccoletta la mattina così e niente, la sera siamo stati all'apertura e poi da lì in poi niente, mi sono divertita tutti i giorni perché me la sono goduta tanto di più rispetto agli atleti, perché loro comunque avevano la fissa della gara, devo stare concentrato, Io invece ero lì tranquillissima, che potevo fare tutto quello che volevo, andavo in giro, guardavo tutte le gare perché facevo una rubrica per una televisione e allora ogni giorno dicevo dai oggi andiamo qua e andavo là a fare una rubrica di, ne so, 5 minuti e poi avevo tutta la giornata libera, per cui è stato veramente stupendo. Tu sei andata lì e naturalmente già con il tuo titolo di campionessa, o meglio avevi già sulle spalle no, non avevo titolo iniziato. Oro, no? Under 17? Sì, solo Under 17, brava, sì. Dai, insomma. E quindi insomma sei andata per vedere, per assistere a queste Paralimpiadi, ma per essere anche un po' quello che non possiamo definire un personaggio del... No, in realtà no, perché alla fine io avevo portato la fiaccola come rappresentante dei futuri paralimpici, per cui già ero lì con la mentalità, cavoli, questo è un antipasto, la prossima ci sono, no? Per cui è stato proprio una cosa tipo scoprire bene come sarà a Rio. Per cui si spera che si andrà. Rio 2016. Meno? Quanti giorni? Meno 497 in teoria. Li stai contando, vero Teresa? Allora, partiamo subito dalla mamma, questa mamma torre l'abbiamo definita, questa mamma che è stata veramente un pilastro assieme al papà Ruggero per affrontare momenti che sono stati sicuramente difficili per la nostra Bebe. Bebe, una ragazza straordinaria, e nel 2011 però una malattia, una meningite, l'ha costretta a cosa, Teresa? L'ha costretta a un pesante arresto, che però, un pesante arresto, non è andata in carcere, è stata 104 giorni in ospedale e diciamo ce la siamo vista veramente brutta. È stato pesante tutta la strada, però il risultato è più che positivo, per cui non possiamo che essere soddisfatti, per questo ci reputiamo fortunati, insomma, anche perché è una malattia abbastanza fetente che colpisce ancora tanto. Giusto oggi mi ha telefonato un avvocato di Lecce che sta seguendo il caso di una ragazza che è morta una settimana fa per la stessa malattia, per la stessa identica malattia ha avuto Bebe. Esattamente, solo che lei non ha avuto la stessa fortuna di Bebe, in ospedale non l'hanno capita subito e questa ragazza ora non c'è, era una ragazza di 18 anni, per cui è una malattia che purtroppo esiste. Posso chiedervi come è esordito o è un argomento che non volete toccare? Si può benissimo raccontare, perché anzi ci fa anche piacere poter dire cosa è successo, perché il nostro desiderio sarebbe non ricevere più telefonate come quello che ho ricevuto oggi, no? Capisco, e sapere che questa malattia è debellata o comunque tenuta a base con dei vaccini, perché ci sono dei vaccini che potrebbero permetterlo. Lo ricordiamo, si tratta di una meningite? Sì, una meningite C. Si presenta in realtà come una febbre, non è adesso che tutti quelli che hanno la febbre esatto, pensano di avere la malattia. Certo, no, però... ci sono delle cose chiare, tipo, che ne so, vabbè, io ho avuto la febbre e poi ho iniziato ad avere dei lividi, degli ematomi che mi arrivavano sempre più velocemente, il 96% muoiono. E dura 2 ore in pratica questa malattia. Se prendi anche solo un antibiotico in quelle 2 ore sei a posto, tra virgolette, diciamo. Però comunque io, vabbè, che mi ricordo, io avevo solo i lividi, mamma dice che avevo anche un respiro pesantissimo.
Allora ti viene un'influenza molto forte che non scende con nessuna tipo tachipirina o cose di questo genere, farmaco, per cui con nessun farmaco scende. Di fatto poi dopo hai anche altre cose, per cui lei aveva un respiro particolare che non avevo mai sentito prima, e poi di fatto sì, ci sono questi lividi che si presentano che inizialmente tu lo puoi confondere per un livido, però è una cosa che va a espandersi molto molto velocemente, dunque. Però a differenza dei casi di meningite, perché è una meningite quella che l'ha colpita, è che molte volte le meningite cosa fa? Crea un irrigidimento del collo, mentre il suo caso non era assolutamente questo, per cui pure se gli facevano le prove del collo, lei il collo lo muoveva perfettamente. Perfetto. Che è la prova che facciamo solitamente ai nostri figli quando appunto capitava, che io mi ricordo quando i ragazzi avevano la febbre, i miei figli, la prima cosa che facevi proprio per evitare, per invece no, il collo sta bene. Quello sta bene. E quindi da lì cosa è successo? E quindi da lì niente, l'ho portata prima dalla pediatra, poi dalla pediatra siamo andati in pronto soccorso. La nostra grandissima fortuna, lo dico sempre, non smetterò mai di dirlo, è stato di incontrare un infermiere di cui non so il nome, anzi mi piacerebbe che questo mi contattasse e mi dicesse il suo nome, il quale ha capito subito che era un caso grave, per cui al triage, che è la prima parte, quando tu arrivi in pronto soccorso devi raccontare, questo ha capito subito e l'ha portata subito dentro. Probabilmente se ci avessero fatto fare un po' di attesa non ce l'avremmo qua, ma invece ci è andata proprio bene, per cui grazie al tipo dell'ospedale. grazie al Facciamo l'appello, cerchiamo di facciamo una carambata, ritroviamocela. Carambata. E poi com'è andata? E poi da lì siamo andati, allora il bebè dice basta un antibiotico, ci vuole un antibiotico particolare, per cui di fatto gli hanno dato questo antibiotico e ha bloccato il meningococco che c'aveva dentro, però tu gli esiti della meningite li vedi nei mesi, tant'è che dopodiché da lì siamo andati a Padova, dove c'era appunto terapia intensiva, e lì abbiamo passato diverso tempo tra terapia intensiva pediatrica e chirurgia plastica, e lì c'è stato tutto il percorso che è stato, ripeto, molto molto faticoso, perché non è che io mi immaginavo, come di solito succede, no? Arrivi in ospedale, ti danno la cura, basta, il peggio è passato, invece il peggio non passava mai, diciamo, perché hai tutta questa parte in cui non sai se si salva, e allora ti dicono guardi, pochi se ne salvano, lo vedremo col passare delle ore, per cui insomma è abbastanza faticoso, finché non è stato fatto il primo intervento, che è stata l'amputazione delle mani, e dopo un paio di mesi, io mi ricordo, più o meno, si è dovuto procedere all'amputazione dei piedi. Poi io tante dovuto cose a delle necrosi che si erano formate. In pratica ti scoppiano le vene, il sangue esce, e di solito le parti esterne del corpo, per cui tipo mani, piedi, naso, orecchie, e iniziano a non circolare più bene il sangue, per cui iniziano ad andare in necrosi. Ci sono delle sorte di trombi, no? Che prende le vie più periferiche, eccetera. E lì avete cominciato come famiglia Vio la vostra scalata? Sì, esatto. Assolutamente. Davanti a tutti c'era sempre Bebe. No, la cosa che a me piace un sacco della mia famiglia è che proprio nel periodo della difficoltà e tutto quanto abbiamo fatto un sacco squadra, abbiamo fatto proprio team, essendo anche un po' tutti sportivi è riuscito ancora meglio forse, per cui proprio l'idea della squadra ci si tira su a vicenda, no? Anche se sta andando male, tu, che ne so, mamma anche se non ci credeva troppo, io non ci credevo troppo, diciamo dai ce la facciamo. C'era coach Ruggero, esatto. papà, alias papà. No, ma lei è il coach. Sì, è la mamma il coach. E insomma, dicendoci a vicenda dai ce la facciamo, riusciamo ad andare avanti tutto quanto, ci autoconvincevamo un po' tutti quanti, comunque a vicenda anche, e alla fine si andava avanti bene. È proprio vero che l'unione fa la forza, Sì, anzi guarda, se non ci fosse stata mamma, papà, ma anche Nicolò e Sole, che sono i fratelli. I vostri fratelli, tu hai un fratello più grande e una sorellina più piccola. Nicolò, che salutiamo, naturalmente salutiamo anche Maria Sole, no? Sì, certo, carità, se no. Anche Taxi, dato che ci siamo, che è il cane. Giustamente, no, ma andremo a conoscerli subito dopo una breve pausa di pubblicità. Ce la consentite una breve pausa? Sì, dai. A tra poco.
Eccoci, siamo con Bebe Vio e con la mamma Teresa, questa campionessa paralimpica di scherma, una ragazza che all'età di 11 anni ha subito l'amputazione dalle ginocchia in giù, quindi delle gambe e delle mani, a seguito di una meningite. Mamma Teresa ci ha raccontato come è comparsa questa malattia, che poi è stata salvata in extremis da questo infermiere, cui lanciamo l'appello per rintracciarlo. Era nel 2008 all'ospedale di Treviso. Bebe, prima di questa malattia e quindi anche prima di questa disabilità faceva ginnastica artistica, una grande sportiva? No, facevo scherma, ginnastica l'ho fatto proprio da piccolissima. Piccolissima, io infatti ero partita proprio dagli albori perché mi sono informata, Bebe. Quindi ginnastica artistica da piccolina, piccolina, poi sei andata con la scherma, ma una grande famiglia di sportivi, mi stavi confermando prima, no? Sì, ci proviamo. Diciamo che l'animo è sportivo. E tu hai continuato con la tua grande passione di tirare di scherma. Sì, io ho iniziato quando avevo 5 anni, per cui da sempre. Diciamo, ho fatto molto più vita con la scherma che senza, è stata infatti tutta bella quella con all'inizio, quando non facevo, evidentemente non capivo niente. Vabbè, comunque, quindi da 5 a 11 ho fatto scherma, poi vabbè, ho avuto la malattia perché ho avuto un anno un po' di stop per, diciamo, un attimo riprendersi, poi anche capire che potevo riniziare a fare scherma, perché in realtà non è conosciuto molto lo sport paralimpico, però comunque ci sono tutti alla fine, tutta la versione degli sport nuotati, c'è anche la versione paralimpica, che è una cosa che non sanno in molti, anche se chiedi tanti schermidori non sanno che c'è la versione in carrozzina, per cui anche io appunto non conoscevo, mi hanno presentato, diciamo, questo mondo bellissimo dei paralimpici, delle Paralimpiadi, di tutto ciò che c'è dietro, diciamo, questa cosa qua. Ho riniziato a fare scherma e sto continuando e sta andando bene. Sta andando molto bene, direi, molto bene. Sei diventata anche un po' il testimonial dei grandi eventi. Il prossimo, siamo veramente a ridosso, è quello dell'Expo 2015, tu sei uno dei testimonial ufficiali di questo evento straordinario, l'ambasciatore dell'Expo 2015. Expo 2015 significa energia, se lo correliamo, se lo raffrontiamo alla nostra Bebe è sicuramente un binomio perfetto, sbaglio? Sì, diciamo che a me piace un sacco sia la parola energia, ma soprattutto per il significato e tutto quello che ci sta anche dietro, anche perché senza l'energia non vai avanti, cioè io non vado avanti, senza la mia famiglia non vado avanti, senza la scherma, che alla fine tutte queste cose sono tutte un insieme di energia, se ci pensi alla fine. Tanto a me piace un sacco l'energia, soprattutto tra le persone, quella che ci si passa tra virgolette anche. Allora comunque l'insieme di tutto questo è Expo, per cui è molto figo anche rappresentare Expo. La tua vita è una figata, così hai detto una volta in una delle tantissime interviste. Bebe Vio infatti è stata intervistata, io penso, da tutte le televisioni e i giornali del mondo. Sei un personaggio notissimo nelle televisioni. Sei un personaggio noto in tutta Italia, di certo, o sbaglio? Sì, no, è strano ancora, mi fa un po' strano, quando vado in giro mi fermano le persone per strada e mi riconoscono, mi chiedono l'autografo. Esatto, sì. Ormai vabbè, io mi sto più o meno abituando, i miei amici, anche quando esco con amici che di solito non esco, per andare in giro, che ne so, quelli di scuola, quando usciamo per andare a fare qualcosa in giro, vedono che mi bloccano le persone e ci rimangono un po' così, tipo è lei. Mentre il migliore è mio fratello, che quando, che ne so, vedo in giro qualcuno mi dice campionessa, così mio fratello mi guarda e fa campionessa, fammi l'autografo. Per cui è il migliore perché mi prende in giro più di tutti, lui, la mia migliore amica, sono tutti quelli che mi stanno più vicino, mi prendono in giro e mi piace tantissimo. Com'è stato l'inizio, subito dopo la malattia, ritornare a scuola nella vita normale, Bebe? Allora, primo giorno di scuola mi ero interrogata, per cui traumatico. Traumatico per l'interrogazione. No, vabbè, mi è piaciuto un sacco ritornare, diciamo, alla vita normale, perché comunque essendo chiusa in ospedale era anche stato bello riprendere a rivedere tutte le facce che vedevo prima. Lì era tutto bianco, non c'era niente. Sei stata per molto tempo in ospedale? Sì, 104 giorni, precisi. Sono uscita il giorno prima del mio compleanno, per cui è stato bellissimo anche come regalo tornare a casa e appunto è stato bello riprendere a fare tutte le cose che facevo prima, che le chiamavo le 3S, per cui la scherma e scout e scuola.
Poi bisogna ancora capire a scuola se bisogna metterla prima o dopo e tutto quanto. Però la PES dice prima, quello della scherma dice dopo, però vabbè, comunque. E niente, ho voluto riprendere tutto quello che facevo prima. Scuola è stata la prima, è stata anche la più facile, comunque andavo a scuola anche quando ero in ospedale, venivano i professori a farmi le lezioni e tutto quanto. C'era un gruppo proprio di professori dentro la parte della pediatria, per cui non mi hanno fatto perdere l'anno, sono riuscita a rimanere comunque con tutto il gruppo di amici che avevo prima. E sono tornata a scuola, poi sono tornata a fare gli scout, che è stato stupendo perché proprio è stato la libertà, lo stato brado, diciamo, perché comunque lì non gliene frega niente di niente, ti prendono in spalle, anche se sei appena uscita dall'ospedale, c'è le bende e tutto quanto, ti prendono in spalle, iniziano a correre, ti buttano giù per i fossi con la carrozzina, per cui è veramente, loro prendevano paura quando mi venivano a prendere. Stavo guardando il volto di mamma Teresa. Ti buttano giù dai fossi, ti hanno buttato giù da un fosso. Dovevamo superarlo il fosso. Così non questa non la sapevi, Teresa, forse. No, il buttarmi giù dal fosso era riuscire ad entrare nel fosso per riuscire ad uscire dall'altro lato, perché dovevamo attraversarlo. Però no, è veramente bello perché lì ti senti proprio libero, ti senti proprio nella natura, sei lì, non ci sono barriere mentali, non c'è niente, per cui è stupendo. E poi alla fine appunto ho ripreso la scherma, che è la più bella di tutte. Il primo grande successo è quello che ti ha dato una soddisfazione immensa? Ah boh? Quello ha fatto l'Under 17. Ma quello sportivo. Diciamo... Ma parli da un punto di vista sportivo? Sì, certo, la scherma. Ah, sportivo. Sì. Il primo o quello a cui tengo di più? Quello a cui tieni di più, diciamo. L'europeo. L'europeo. Sì. Singola, squadra, è stato veramente, non per il fatto di averli vinti, ma per il fatto che c'era un gruppone stupendo, perché adesso la scherma ha iniziato a fare da un po' di anni e gli europei non separati loro votati disabili, per cui qua c'era la mia pedana, qua c'era quella della Vezzali, no? E comunque era tutto insieme, stessi orari, stessi giorni, stesso palazzetto, stesso identico posto, e avevamo i due gazebo, uno a fianco all'altro, paralimpico non ho notato, no? Per cui proprio vivere a contatto con tutte le persone che di solito guardavo in televisione, per cui Di Francesca, Vezzali, Arrigo, Montano, erano tutti là insieme a me a venire a vedermi alle gare, io andavo a vederle loro venivano a vedere la mia, per cui è stato stupendo proprio vivere con queste persone. Poi in realtà lì, io essendo il mio primo europeo, essendo la più piccoletta di tutti, dico vabbè, io vado là, probabilmente non faccio risultato, dai, mi metto a far caffè, no? Per cui c'era la caffettiera della nazionale, io ero lì che continuavo a far caffè per tutti con la scusa, se mi va male dico che mi hanno presa come barista. Per cui ero lì che facevo un caffè via l'altro ogni 3 secondi, poi era diventata anche un portafortuna, tutti quanti prima di andare a tirare volevano il tuo caffè, il caffè della Bebe. Sì, anche il presidente, stavo guardando una gara, una volta è arrivato Garozzo, che è uno della squadra, Bebe, vieni urgente, insomma vado là, vedo e il presidente vuole un caffè, arriva. Sì. Tant'è che la macchinetta era stata chiamata la Bebar. La Bebar. Sì, ormai è il mio compito, fare il caffè sono io. Beh, non solo, direi. Per cui è stato proprio bello, poi è stata la mia prima gara ufficiale a squadre ed è bellissimo. A me piace un sacco la scherma come sport singolo, perché sei te da solo che devi concentrarti e far tutto, però anche nel singolo fare la gara a squadre è veramente bellissimo. Non ero abituata a fare uno sport tutti insieme e mi è piaciuto proprio tanto comunque ritrovare la squadra lì e riuscire a fare una gara, poi è andata bene, per cui è stato emozionantissimo. Tu hai raggiunto la tua autonomia quasi completa, Teresa, vero? Sì. Non riesco a mettere le mani in carica la sera, però per il resto faccio da sola. Perché una volta che le ho tolte basta. No, perché hanno una batteria, essendo meccaniche, no, che si muovono, hanno una batteria qua. Allora, io faccio tutto quando ho le protesi alle mani, no? Mi metto le gambe da sola, faccio tutto da sola, certo, le gambe riesci, le esatto. mani. E l'unica cosa è che faccio tutto quando ho le protesi addosso. Quando devo togliermele per metterle in carica non riesco, appunto perché non ce le ho. Tu le metti in carica la sera prima di andare a letto? Sì, tutte le notti devono essere messe in carica. E quando sei andata in gita con la scuola come hai fatto? No, quella volta mi avevano chiesto chi volevo che mi aiutasse, perché la solita insegnante di sostegno non la sopporto più. Perché... Ricordiamo ai nostri telespettatori, tu frequenti una scuola di arti grafiche e comunicazione a Mestre, si chiama Istituto Salesiano San Marco. A che anno sei, Bebe? Sono al 4. Ci picchiano. Sì, infatti è assurdo, sono entrata ieri e adesso sono già al 4 anno. Sei secchiona? No, No, a me piace il 7, vado lì, continuo con la mia media. Basta il 7, Teresa. Sì, vabbè, ma... No, ce ne sono di molto peggio in classe mia, sono i super secchioni che non va neanche troppo bene. No, non va bene. No, vabbè. E quindi raccontaci il giorno anzi, questo periodo di gita scolastica. Allora, era la prima gita scolastica, essendo un istituto salesiano, era il classico ritiro spirituale a Caorle, tutti insieme, no?
e ogni sera ovviamente devo lavare le guaine, perché comunque ho tipo delle calze di silicone addosso, che si vede questa qua, e devo lavare queste e devo lavare le braccia e mettere in carica le braccia, per cui finché si lava e tutto quanto riesco a fare da sola. Poi quando c'è da mettere in carica le braccia, comunque era 4 anni fa, per cui comunque avevo bisogno di una mano a fare le cose, no? Per cui mi hanno detto: chi vuoi l'insegnante di sostegno? No! E allora mi hanno chiesto un insegnante con cui andavo d'accordo che mi aiutasse a fare queste cose qua. Cioè la preside, dai, chiamiamo la preside, che ormai era amicona mia, e allora mi ha aiutato lei a mettere in carica le braccia e tutto quanto, per cui è stato bello ma strano comunque vedere un professore che ti aiutava a fare tutto quanto. E siete diventate grandi amiche? Sì, sì. All'inizio lo eravate? No, non troppo. No, perché evidentemente il disabile fuori, diciamo, da tutto il mondo è vista come una cosa un po' strana, no? Si illumina la pubblicità, sì. E comunque è vista come una cosa strana, faccio veloce, state tranquilli. Certo. È vista come una cosa strana, no? Per cui è il disabile qua e là, per cui entrare in una scuola salesiana un po' chiusi, tutto quanto, e dire: se arrivo qua, voglio disegnare, voglio fare grafica, voglio fare tutto, ma non hai le mani, ma sai disegnare? Ma sì, certo, uso il computer, faccio, vabbè, ma un bel classico, no? C'è un istituto, una scuola più scientifico, no, voglio venire qua, Però comunque era un po' terrorizzata dall'idea che potesse venire una cosa strana a scuola, per cui è bastato che la mia preside dell'altra scuola fa: dai, voglio conoscere la tua preside dell'altra scuola per capire una roba e l'altra, perché comunque non essendo conosciuto hai un po' paura delle cose di cui non conosci, no? Certo. Per cui bisognava solo avere un po', fargli capire che sono a posto. E che sei fatta conoscere. Sì, sì. E adesso immagino che ti voglia un bene immenso. Sì, vero? sì, infatti andiamo d'accordissimo. Io ho dato il mio libro, che tra l'altro è uscito l'altro giorno il mio libro. Parleremo anche, certo. Sono andata a regalare il libro, io l'ho lasciato là, sono andata via perché stavo facendo una riunione e fa: no, ferma, voglio una dedica. E adesso gli faccio: alla preside, con affetto, no, voglio una dedica seria, perché adesso devo prepararmi il discorso della dedica da fare mentalmente. Vabbè. Penso che non sarà difficile per te. No, no. Comunque ecco, il nostro regista Italo Morao con Andrea Basso in regia ci stanno facendo vedere proprio la copertina del tuo libro, che tu hai scritto in occasione dei tuoi 18 anni, sbaglio? No, allora, non l'ho scritto io. No, precisiamolo subito, se no la mia grammatica, non so quanta grammatica ho già sbagliato finora, ma immagino abbastanza, per cui figuriamoci un libro cosa sarebbe venuto fuori. Comunque il libro è stato, ovviamente ho il ghostwriter, che è la mia amica Serena, ormai, amica conosciuta per il libro, ma che è stata stupenda perché è riuscita proprio a entrare dentro di me e a scrivere come se lo scrivessi io, per cui sembra proprio scritto da me, anche se ammetto che non è scritto da me. E comunque è stato un libro fatto più che altro per l'associazione, per riuscire a spiegare un po' della malattia, perché appunto, come avevo detto prima, deve essere una cosa più conosciuta e che la gente capisca anche che ce l'ha, quando ce l'ha al momento giusto e tutto quanto, no? Poi per presentare l'associazione, per presentare appunto tutto il fatto dei disabili. Ricordiamo il nome della vostra associazione, un'associazione che è nata nel 2009. Quindi subito dopo la malattia e tutto quanto, hanno fatto, la mamma è il presidente. Hai la spilla? Sì, perfetto. Guarda, c'è anche la facciamo spilletta, vedere la spilla dell'associazione Art for Sport. E appunto è un'associazione, l'ho già spiegato prima? No, appunto, lo stavamo dicendo. No, perché la terza intervista di oggi, per cui non capisco più niente. E allora in pratica eccezionale, unica sei, Pepe. Ecco, veramente. quelli sono i nostri ragazzi, i ragazzi della Mami più che altro, e sono in pratica un'associazione Onlus con lo scopo di riuscire a dare inizialmente i pezzettini, tra virgolette, ai ragazzi amputati per poter fare sport. Lì si vedono solo i visini, però comunque ognuno di loro ha qualche amputazione, chi una, chi due, chi tutte le braccia, gambe e tutto quanto. Per cui solo io gambe e braccia, mantengo il record. E comunque è appunto lo scopo riuscire a dare i pezzi, tra virgolette, per cui stampelle, protesi, carrozzine, tutto ciò che serve a un ragazzo amputato per poter fare lo sport che vuole fare. Che non vengono forniti? No, lo Stato non le passa, perché secondo lo Stato un ragazzo amputato non può fare sport, perché appunto è una cosa strana, è disabile, per cui non può, ma appunto perché non è questa la mentalità che dovremmo avere in generale. Lo scopo è quello di riuscire a far capire sia allo Stato che comunque ai nostri ragazzi, soprattutto, che non sono dei disabili. Sì, lo sono ufficialmente, però comunque è una caratteristica che può aiutarli per andare avanti meglio, che gli può dare una marcia in più per riuscire a far tutto, no? Perché alla fine se parti con la vita bella e facile, vai avanti, la vita bella e facile. Se la vita parte difficile, alla fine sei sempre abituato ad avere qualcosa di difficile, per cui riesci ad andare anche più forte di quegli altri. Hai un motoretto truccato in pratica. Per cui
Per cui è bella. Questo è il segreto di Bebe. Avere sempre qualche difficoltà da superare, e questo praticamente è il motore troccato della tua vita. Questa secondo me veramente spiega Bebe, secondo me anche questa sua caratteristica. Questo concetto però non l'avevo ancora letto, io mi sono fatta una settimana proprio di studio su Bebe Vio, ma questo non l'avevo ancora detto, sbaglio Teresa? No, è una sua caratteristica che secondo me corrisponde anche allo sport che fa, no? Perché tu hai uno che cerca di colpirti e tu devi capire che mossa fa e controbattere, cioè è proprio lo sport di Bebe, è proprio la testa. E capiamo di Bebe. perché è diventata campionessa. E capiamo perché è diventata campionessa. E allora dai, ci fermiamo per un altro breve break pubblicitario e poi parleremo di quanto importante sia lo sport per questi ragazzi della vostra associazione e di tutte le persone che appunto sono eccezionalmente straordinarie come Bebe Vio. A tra poco. Ring. Eccoci in studio con Bebe Vio e con la mamma Teresa. Bebe, stavamo parlando di quanto è importante lo sport per ragazzi, soprattutto i ragazzi della vostra associazione. Ricordiamo poi il nome della vostra associazione. Sì. Allora, si chiama Art for Sport e Art 4 è numero sport. Per ulteriori info visitare il sito www.artforsport.org e niente, in pratica, come spiegavo prima, è un'associazione con lo scopo di dare... Ho spaccato il libro. Vabbè. Con lo scopo di aiutare i ragazzi a fare sport. Alla fine abbiamo capito che la cosa importante non è riuscire a dare i pezzettini, per cui le parti che gli servono per riuscire a fare sport. Le parti degli arti, insomma. Esatto, non solo quello, quella è la base. Alla fine la cosa importante è riuscire a ricreare il team che abbiamo noi come famiglia, riuscire a ricrearlo con tutti i ragazzi. Perché tanti piccoletti pensavano di essere gli unici al mondo senza braccia, senza gambe. Per cui lo scopo è fargli capire che non sono gli unici, che comunque si devono divertire, che comunque hanno una famiglia dietro e un sacco di persone che gli vogliono bene, che gli stanno dietro, appunto, non standogli dietro come aiutarli, ma standogli dietro come passiamoci energia, ma soprattutto spesso è il disabile che dà l'energia a normodotato e non il contrario, che è questa la cosa più bella secondo me. Ed è quella che tu dai ai tuoi genitori? Ma sì, ma in realtà la danno anche loro a me, per cui è tutto. E questo libro servirà proprio a contribuire ad aiutare questi ragazzi. Questo è l'ultimo libro. No, il primo. Il primo e l'ultimo per ora. Io mi auguro che ne facciate anche degli altri. No. Parliamo un po' della tua. Noi stavamo parlando adesso appunto delle protesi. Quando tu hai avuto la malattia e c'è stata l'amputazione sia delle gambe che delle braccia, hai avuto un periodo di riabilitazione che hai passato a Butrio, vero? E ho fatto 2 mesi a Budrio che è il centro protesi generale, dove in pratica lì devi imparare a fare tutto. Appunto, come dicevo prima, gli ostacoli, la cosa bella è riuscire a praticare parti come se fossi di nuovo piccolo. Ecco, stiamo vedendo queste immagini, sono i tuoi primi passi? Con le gambe d'atletica questi. I primi passi con le gambe d'atletica, e per cui sì, con delle gambe un po' particolari, e sono tutte in fibre di carbonio, saltelli, tutte fighissime, e niente, in pratica lì Si corre veloci, Sì, è bello. Sì, devi riuscire, per correre veloce devi dargli tanta forza a te la molla, che poi te la restituisce, però devi dargliela a te all'inizio. E all'inizio com'è stata? Camminavo un po' come una papera, però sì, camminavo tutta storta, infatti dopo che si vede che corro veramente male. Poi ho dovuto smettere appunto perché ho un quarto del legamento rotuleo sul ginocchio destro, per cui è un po' un casino e mi faccio male. Infatti guarda qua, questa qua si chiama corsa con schianto perché non mi hanno insegnato a frenare, allora sono andata a schiantarmi. Adesso ho capito. Contro papà che stava facendo Sì, papà, questa era una delle prime prove di corsa fuori dal centro protesi là, e mi avevano detto dai, allora parti a correre, parto, ho iniziato a correre, boom, e mi ero dimenticata di chiedere corsa con schianto. Sì, esatto, mi ero dimenticata di chiedere come si frenava perché ero troppo contenta di iniziare a correre, per cui sì, è finita un po' male, però non sono caduta, meno male c'era papà che è morbido, allora sono andata papà Ruggero. Esatto. Tu sei un'appassionata di sport, la scherma, la ginnastica artistica da piccolina, sei andata anche sugli sci, è vero? Sì. Andiamo ogni anno ma questo te lo sa spiegare meglio mamma, perché essendo il presidente, mi dica. Noi andiamo, allora, uno dei progetti che fa l'associazione, che ne fa tanti, di fatto allora l'associazione dà i pezzi ai bambini o ai ragazzi che devono fare sport. Perché fare sport? Perché li fa stare insieme, perché puoi coinvolgere tutte le energie lì e perché comunque li porta fuori di casa. Uno dei vari progetti che noi facciamo è lo Ski for Sport, ossia li portiamo a sciare sulla neve. Ci piace molto perché crea il team, perché i ragazzi stanno assieme, perché altrimenti i ragazzi vivono nella loro città con i loro genitori e noi
consegniamo a loro le protesi o quello che gli serve, però ognuno vive nella propria famiglia, mentre nel momento dello Ski for Sport siamo tutti insieme e c'è un mutuo soccorso, nel senso che i ragazzi stanno tra di loro e creano squadra, e i genitori pure, tra di noi ci passiamo delle belle dritte o sul medicinale o dove andare, ed è veramente l'unione fa la forza, no? Proprio che funziona molto bene, per cui ogni volta che ritorniamo da questi, diciamo, weekend molto lunghi, torniamo tutti molto più carichi e vogliosi di rifare un'altra esperienza del genere. Beh, io so che tu sei una ragazza che crede molto nella solidarietà, soprattutto verso le persone più deboli, che sono più in difficoltà. Di recente con la tua scuola siete andati a Mestre. Sì, ho mai studiato veramente. Ho studiato veramente. Voi siete una classe anche abbastanza, cioè siete anche una scuola abbastanza numerosa. Sì, siamo una scuola numerosa, ma siamo una classe molto, anche lì molto unita. Io dove vado tendo a fare squadra un po' ovunque. Siete andati in tanti in questo posto? No, siamo andati in pochi, ma comunque in generale come classe siamo forti, facciamo varie cose solidali, eccetera, eccetera. Di solito andiamo a vendere biscotti durante le pagelle, cose così. E sono una grande venditrice di biscotti. E, vabbè, hai un futuro come promoter pubblicitaria, comunque non c'è dubbio, mi hai scelto la scuola adatta. E lì, in quel caso, siamo andati alla mensa dei poveri a Mestre, non so dirti come si chiama, non me lo ricordo più, però è stato molto bello perché comunque abbiamo conosciuto una realtà che non c'è, noi siamo sempre abituati ad aprire il frigo, a casa nostra non troppo, è sempre vuoto il frigo a casa nostra. Comunque di solito siamo abituati a aprire il frigo, prendere la roba, anche se in realtà non hai fame, comunque sai che c'è il cibo e ti viene voglia di mangiarlo. In realtà è stato anche un modo per capire che non è sempre così facile, no? Per cui sono persone che non hanno un frigo da aprire per prendere il cibo, no? Per cui lì è stato bello proprio riuscire per una volta ad essere loro serviti e non ad essere, diciamo, le persone per strada, ma erano seduti a tavola, noi gli versavamo l'acqua, gli portavamo il cibo, gli sparecchiavamo, apparecchiavamo, per cui proprio vengono serviti e riveriti, è proprio come delle principesse alla fine, perché comunque sì, anche io sono un po' principessa Se a vuoi casa. ci starei a fare. Questa è una cosa recente che hai fatto con la scuola, Sì. Un po' prima sei andata anche in carcere a Treviso. Sì, quello è stato molto molto bello. Sì, non sono stata carcerata io di nuovo, No. La cosa questo è un termine che ricorre, però alla fine ci fanno segno che c'è bisogno della pubblicità. Cavoli, scusate, non me ne sono accorta. Non mi hai avvisata, Bebe, No. come hai fatto prima. Allora, raccontaci velocemente com'è stata l'esperienza del carcere. Speriamo di no, incrociamo le dita. E è stato bellissimo perché anche lì era una realtà che non conoscevo, mi minacciano sempre, ti metto in carcere, ma non ci sono mai andata. È stato bello, lì nelle riprese ovviamente non si vede niente dentro perché è tutto chiuso, ma era un carcere minorile, certo. Ed era bello appunto perché vengono fatte, una scuola ha fatto molte attività, si chiamavano quelli di dentro e quelli di fuori, appunto dentro carcerati, fuori scolari, ed è stato bello perché quando li vedi là sembrano tutti cari, sembrano tutti cuccioli, delle persone tutte a posto, no? In realtà scopri che sono persone che sono finiti là sì perché hanno fatto delle cose che non vanno bene tutto quanto, ma di per sé loro sono delle persone veramente buone, è che vengono sempre seguite da compagnie sbagliate, seguite da gente sbagliata, e probabilmente anche non hanno avuto una famiglia che li ha sorretti nei momenti di difficoltà. Ma uno di loro mi ha raccontato perché lì c'è il carcere minorile a fianco a quello degli adulti, no? E tra uno e l'altro c'è un parco giochi, che è quello del carcere degli adulti, e gli faccio: ma cos'è quello? Uno dei ragazzi fa: lì è il carcere degli adulti, dove quando le famiglie vanno a trovare quei bambini piccoli, vanno a trovare i genitori, di solito sono i genitori che sono in carcere, stanno fuori nel parco giochi. E questo qua mi fa: sono andato io quando ero piccolo, perché suo papà è in carcere di là. Per cui capisci che le persone, comunque anche i ragazzi giovani che finiscono là, è sempre per colpa di una famiglia che non gli sta bene dietro, una famiglia che non va bene, o se no perché seguono delle compagnie sbagliate. Per cui alla fine è sempre... E tu gli hai fatto capire che si può cambiare? Sì, più che altro sono ragazzi che una volta che entrano là dentro, stanno dentro quattro mura, guarda, lampeggia pubblicità. Niente, allora ci fermiamo, cosa dice? Ci fermiamo per un breve break pubblicitario e poi ti faremo vedere, Bebe, delle foto. Tu dovrai dire un paio di aggettivi su queste foto, su queste persone che sono vicine a te, che tu hai avuto modo di conoscere. A tra poco con Bebe Vio e con la mamma Teresa. Sempre. Eccoci, siamo con questa Wonder Woman,
si chiama Bebe Vio, pluricampionessa delle Paralimpiadi di scherma, questa ragazza trevigiana che è super, io veramente non posso dire altro della nostra Bebe. Bebe, allora adesso ti mostriamo, perché siamo quasi all'ultimo pezzettino di trasmissione, ti mostriamo una serie di fotografie con persone che tu conosci molto bene e ti chiedo un aggettivo, cioè che cosa ti è rimasto nel cuore dopo averle conosciute, subito dopo che le abbiamo viste insieme. Ecco, questo Alex. No, è stato stupendo, lì eravamo a Londra, Fatalità, durante appunto le Paralimpiadi, io ho appena fatto un'intervista ed è la prima volta che lo vedevo in carrozzina e mi fa: dai, vieni su in braccio per fare una foto. Mi ha presa, lì mi aveva appena tirata giù, ma mi ha presa e mi ha tirata su, tipo è presente come si chiama? Il Re Leone, no? Che film è? Ah sì, dove c'è Simba che viene tirato su. Ecco, in pratica lui mi ha preso così dal nulla, mi ha preso con queste braccioni, mi ha tirato su in alto, che c'era, mi sentivo si deve dietro. No vabbè, è una persona veramente carissima che comunque proprio si vede che mi ha proprio nel cuore. Noi come associazione soprattutto siamo una di quelli proprio... Cioè, è proprio parte della famiglia, sì, è proprio carissimo come persona. E a proposito di sport, c'è un altro sportivo. Tu perché tifi? Io essere umana. Adesso, e prima? No, sempre. Sei un po' di parte allora, sei diventata romanista dopo che hai conosciuto Totti? No, in realtà lo sono già, perché mamma è nata a Roma. Sempre stata? Sì, sempre stata romanista. Quindi... Sì, lui siamo andati a conoscerlo proprio a Trigoria, quindi lì a Roma, e abbiamo conosciuto un po' tutta la squadra, anche Nainggolan, Pjanic, tutti quanti sono stati tutti veramente carini, non ci hanno mai visto e ci parlavano, sì, come delle persone normali, alla fine sono dei super VIP, però quando sei là sono proprio... Ha fatto qualche battutina, che lui è sempre molto simpatico. Sì, no, sono tutti veramente simpaticissimi e proprio alla mano, tranquillissimi, e abbiamo infatti chiesto di venire ad alcune manifestazioni nostre dell'associazione. Un'altra foto? Cosa abbiamo adesso? Cosa abbiamo? Oscar. Sì, lui è conosciuto nel 2009, vero? Sì, l'ho conosciuto nel 2009. Sì, me l'ha fatto conoscere mamma, perché in realtà la storia non la conosco bene, per cui... Volevo far conoscere a Bebe qualcuno che avesse avuto dei problemi analoghi ai suoi, che comunque avevano portato avanti una vita bellissima, e uno di questi era Oscar, che l'abbiamo conosciuto l'altra è l'Alex, tra l'altro, e l'altra è l'Alex, esattamente, all'inaugurazione della Venice Marathon e Family Run, e Oscar è stato molto carino perché, a parte l'ha conosciuta, volevo fargliela conoscere fuori dalle telecamere, non volevo fosse una cosa pubblicitaria o comunque fosse una cosa intima, e poi ha detto: però a Bebe mi piacerebbe portarla poi durante la Family Run, e così è stato. Sì, comunque vabbè, a parte tutto quello che ha fatto adesso ultimamente, è veramente anche lui ha scelto proprio delle persone no, sono le persone da cui diciamo prendo spunto, e che grazie a loro ho capito anche che potevo farcela e che posso divertirmi, insomma posso fare tutti gli sport che voglio, posso fare tutto. Ce n'è un'altra? Ecco, devo metterla per prima. Un'altra, la Valevezz. Anche lei sì, è stata anche lei una delle prime a seguirmi quella foto, infatti è vecchissima. Sei molto giovane, sì. Sì, non so vecchessa. No. Adesso sei una donna, Bebe. No, comunque anche lei proprio dall'inizio, quando ancora dovevo capire cos'è la scherma, dovevo ancora riprendere bene a fare tutto quanto, è sempre stata una delle prime a spronarmi, a dirmi che cavoli ce la potevo fare, e che soprattutto anche grazie a lei è diciamo da cui prendo spunto proprio nella scherma. Lei in tutto e per tutto è proprio una bestia, quando la vedi tirare si concentra tantissimo, proprio entra nel suo mondo, e nel suo mondo sta là e si concentra al massimo e fa di tutto per riuscire a vincere. È fortissima. Adesso c'è l'altra foto. Io l'ho messa insieme, anzi i nostri grafici, Thomas Melan, che ringrazio, ho messo insieme questa scolaresca, e poi ci sono 3 supereroi. A me ha colpito molto perché in una scuola di Jesolo, dopo che sei andata ad incontrare questi alunni, tu hai fatto una domanda a questi scolari. No, Jesolo, è Conegliano. Ah, Conegliano, ecco, vabbè, ho letto male, vedi che non ho studiato abbastanza bene. E tu hai chiesto a questi ragazzi, dopo che avevi raccontato la tua storia, chi sono
chi sono Gamba di Legno, chi sono Capitano Uncino, e loro cosa hanno risposto? Hanno detto che sono dei supereroi dei cartoni. E tu sei un supereroe. Sì, no, perché infatti per fargli capire un po' cos'era la disabilità, insegnandola a dei bambini, perché poi erano piccoli dalla prima alla quinta elementare, perché quelli di quinta già capiscono di più. Quelli di prima sono proprio piccoli, per cui per questi erano partire, di prima, quindi piccini. Tutti quanti c'era, tutta la scuola c'era, erano un po' di tutto, e appunto per fargli capire che non siamo una cosa strana e tutto quanto, per fargli capire che comunque loro sono abituati a vedere dei disabili alla fine, li vedono anche tutti i giorni nei cartoni animati, alla fine hanno tutti pubblicità, hanno tutti protesi, hanno tutte le protesi, chi ha le protesi al braccio, chi ce l'ha alla gamba, quello di Dragon Trainer c'ha proprio la protesi da corsa, per cui per fargli capire che sono abituati a vederli, che come vedono loro devono vedere anche noi. C'è un'ultimissima foto. Questa è la più bella di tutte. Vedi, l'avevo tenuta per ultima. Sono appunto Nico e Sole, e quella sono io, quella in alto a sinistra, ormai non mi si riconosce più solo per il naso a patata. No, è vecchia. Sono i tuoi fratelli, sono i fratelli. Ed è dell'estate prima che stessi male, per cui sì, è l'ultima foto prima di tutto quanto, e sono... Comunque ce n'è una ancora più bella fatta di tutta la famiglia dopo la malattia, che siamo ancora più contenti. Questa è la cosa bella. È la squadra vincente della famiglia di Bebe e Vio, possiamo dire così? Sì, sì. E siamo al termine, io non so come ringraziarti, per me è stato veramente un onore conoscerti, perché ne ho sempre sentito tanto parlare, ho letto di te, ti ho sentita parlare in innumerevoli interviste, e conoscerti di persona, come mi auguro anche per i molti telespettatori che questa sera hanno seguito Storie di Famiglia, penso che sia stato un grande onore. Grazie Bebe e grazie Teresa, e naturalmente un grande grazie anche a papà Ruggero, che ha contribuito alla realizzazione di questo incontro. Grazie quindi ai nostri telespettatori per averci seguito. Storie di Famiglia torna la prossima settimana.